Io mi ricordo ai 40 anni, ai festeggiamenti ai 40 anni, quando si è rivolto ai suoi dipendenti per ringraziarli, non è riuscito a trattenere le lacrime e ha dovuto interrompere il discorso che stava facendo, ecco, per far capire qual era il legame e la sensibilità che aveva questo uomo fenomenale sotto tutti gli aspetti. È un ricordo personale, quello del sindaco di Cencenighe, Mauro Soppelsa, che dà la dimensione dell'uomo e dell'imprenditore Del Vecchio, visionario, aperto al mondo ma profondamente legato al territorio e ai suoi lavoratori. Agordo, in vista dei funerali di giovedì, ha proclamato il lutto cittadino, ma il cordoglio ufficiale coinvolgerà tutti i territori veneti dove sorgono stabilimenti del Colosso dell'Occhiale. Lo stiamo facendo come filiali assieme ai comuni di Sedico e di Pederobba. Al Pala Luxottica, che prima ospiterà la Camera Ardente, poi le esequie celebrate dal vescovo di Belluno Feltre, sono iniziati i lavori per predisporre un evento che richiamerà migliaia di persone, istituzioni, privati cittadini, imprenditori, gli stessi lavoratori che sospenderanno le attività. Mobilitate le forze dell'ordine e la protezione civile, si studia un piano straordinario per la viabilità. Il Pala Luxottica potrà ospitare 5.000 persone, ma se ne prevedono molte di più. Saranno attivati maxi schermi in ogni angolo della conca. Noi qui a Cencenighe stiamo mettendo a disposizione una sala del No Filò, quindi abbiamo 380 posti, eventualmente nel caso in cui ci fosse un eccesso di affluenza ad Agordo c'è la disponibilità, siamo in contatto con gli uffici di Luxottica perché parte delle persone possano partecipare in diretta al funerale qui da Cencenighe. In valle il cordoglio è forte, così come i timori che adesso, senza il grande vecchio che in tanti pensavano immortale, qualcosa possa cambiare. Sarà un disastro, perché manca veramente, perché è l'unica persona che ha fatto qualcosa per la gente, almeno di queste valli. Mi sono da 50 anni qua e lo so cosa vuol dire Luxottica. Io ho mio nipote, mio fratello, mia cognata, tutti lavorano in Luxottica. Speriamo di no, ma non so se sarà come prima. Anche se sicuramente lui ha fatto in modo di tutelarci, però non si sa mai. Ma penso che lui abbia fatto il possibile per noi. Per Cencenighe come l'Agordino in generale è stata una perdita colossale, diciamo. Mai paura e resta in pace Leonardo.